Le regole della gastronomia pasquale a Napoli sono molto semplici. Durante la Quaresima bisognerebbe praticare astinenza e digiuno, o perlomeno un po' di morigeratezza alimentare, gastronomica. Ma tutto però si chiude con il giorno di Pasqua, quando per festeggiare la resurrezione del Cristo, la tavola di Pasqua si riempie di ogni ben di Dio. Perché a Napoli non è Pasqua senza manessa ammaratata, o perlomeno una versione più leggera della manessa ammaratata, la manastelle Pasqua. Non è Pasqua senza oruoto furno, magari fatto con un capretto lattante. Non è Pasqua senza i carciofi in pinzimonio. Non è Pasqua senza tortano e casatiello. Tortano e casatiello in lingua napoletana sono sempre più spesso considerati sinonimi, ma in realtà erano due torte rustiche che originariamente erano molto diverse fra di loro. Il casatiello era fatto prevalentemente di sugna e cacio, una torta molto semplice con le uova devozionali, simbolo della rinascita, e da cacio, caciatello, formaggio. Dall'altro lato invece abbiamo il tortano, che era una pettola che si faceva con ogni ben di Dio, ogni tipo di salumi e formaggi. Si arrotolava e si torceva nel ruoto col foro al centro, e da torcere viene la parola tortano. Oggi però noi usiamo indifferentemente tortano, casatiello, basta che vuole. Naturalmente il pranzo di Pasqua deve immancabilmente finire con la regina di tutti i dolci napoletani, ovvero la pasiera. Ma c'è un piatto molto particolare che apre il pranzo di Pasqua, un piatto che si chiama affollato, sì, perché è un generosissimo affettato di salumi, formaggi, ricotta salata e qualche verdura, e che apre ormai da secoli il pranzo pasquale. Ma questo piatto, in tutto il meridione d'Italia, viene soprannominato il piatto santo, il piatto benedetto. Sapete perché? Perché nel Regno di Napoli il giorno di Pasqua il capofamiglia di solito asperge tutti i presenti, benedice tutti i presenti con la palma che ha conservato dalla domenica precedente e con l'acqua santa ritirata appunto in chiesa il giorno di Pasqua. Il capofamiglia intinge la palma e irrora tutti i presenti con l'acqua benedetta. C'è una battuta, tra altre cose, che passa da padre a figlio ormai da generazioni. Quando si arriva al figlio, quello un po' più complicato, ogni genitore fa a te un po' che più, e questa è una cosa insomma che tutti i napoletani imparano da piccolini. Bene, in quel momento, quando il capofamiglia asperge tutti i presenti, l'unico piatto presente sulla tavola è la fallata, questa affettata generosissima, che inevitabilmente prende la benedizione insieme a tutti i presenti. E quindi da sempre i napoletani l'hanno chiamata o piatto santo, il piatto benedetto. Pasqua e Pasquetta.